Assessore Roberto, oggi la presentazione di questo evento sportivo che coinvolgerà il territorio carsico, in particolar modo la Grotta Gigante. Lei ha attribuito due importanti significati: uno il rientro, il recupero, il rilancio dopo la pandemia, il ritorno all'attività, e in secondo luogo un'opportunità anche turistica importante. Sicuramente la prima preoccupazione era quella del dopo pandemia, cioè capire quante associazioni, quanto volontariato sarebbe rimasto in piedi, attivo, dopo lo stop forzato della pandemia. E questo sicuramente, il fatto di ripartire ormai con manifestazioni che vengono presentate quasi ogni settimana, ci fa ben sperare, perché vuol dire che il peggio è passato e che grazie anche ai contributi che la Regione Friuli Venezia Giulia ha saputo mettere in campo, quel mondo ha avuto il sostegno necessario per poter ripartire in modo adeguato. Dall'altra parte l'importanza è quella di una manifestazione che, oltre a un valore sportivo importantissimo, stiamo parlando di una corsa di 17 km che finisce nel cuore della Grotta Gigante con 1000 gradini tra discesa e salita, quindi una corsa anche parecchio impegnativa, è una corsa che ha un valore importante per l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista turistico, perché la Grotta Gigante è un'attrazione importantissima non solo per la città di Trieste, per la provincia di Trieste, per il comune di Sgonicco, per il comune di Morupino, ma per l'intero territorio regionale, per la capacità attrattiva che ha. Portare una corsa, una manifestazione sportiva nel suo cuore vuol dire anche poter promuovere ancora di più quella grotta, quel monumento naturale, e fare in modo che ancora più venga conosciuto e che possa attirare, possa essere elemento attrattivo ancora di più per il turismo.